Riuscire a portare a termine i campionati è diventata la nuova grande priorità sia del calcio italiano, ma anche per le altre discipline. L'emergenza coronavirus ha portato ad una lunga serie di rinvii degli eventi in programma che costringeranno a lavorare su una nuova calendarizzazione degli stessi. Nessuno può infatti sapere quando questa terribile emergenza verrà meno, ma intanto tutti sono al lavoro per farsi trovare pronti nel momento in cui si potrà tornare a giocare a calcio ed alcuni paletti sono di fatto già fissati. Sono tante le ipotesi al vaglio della federazione. Nei giorni scorsi si è fatta larga anche l'ipotesi di un torneo spostato tra novembre e dicembre 2020, ma tale opzione va scartata perché porterebbe ad uno stravolgimento dei calendari della prossima stagione. A tal proposito, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha spiegato come lo spostamento di 12 mesi del torneo possa essere la migliore tra le soluzioni. Credo che sia la soluzione più giusta, ha detto lo stesso Gravina. Noi abbiamo l'esigenza di chiudere i campionati per avere delle certezze per il futuro. La stagione 2019-2020 per tutti i campionati va conclusa entro una data che di fatto è fissata il 30 di giugno e questa è una cosa resa necessaria dal fatto che i contratti dei giocatori scadono proprio quel giorno e affinché si possa sforare sarebbero necessari dei provvedimenti presi a livello internazionale. Noi abbiamo l'esigenza di portare a termine il campionato entro il 30 giugno, dice sempre lo stesso Gravina, ed entro quella data che si dovrà chiudere il torneo 2019-2020. Andare oltre non sarebbe impossibile, ma è una cosa molto difficile. Potrebbe rendersi necessario un provvedimento di carattere internazionale. Affinché si possa riuscire a chiudere il campionato entro il 30 giugno è necessario che si riparta ad inizio maggio. La speranza è quella di tornare a giocare il 2 di maggio, ma la situazione iniziale ha già portato in molti a pensare al 9 maggio come ipotesi più plausibile. Detto comunque che comunque è complicato fare previsione, la realtà è che il campionato ripartirà quando ci saranno effettivamente le condizioni per farlo. Nel caso in cui si dovesse effettivamente riprendere il torneo ad inizio maggio, il calendario sarebbe fittissimo e non lascerebbe spazio ad ulteriore stop. Si potrebbe giocare e comprese i giorni del mercoledì, ma non è da escludere anche un'altra eventualità, un ulteriore rinvio che porti alla necessità di organizzare playoff e playout. E questa è un'opzione che il presidente della FIGC Gravina non ha scartato. Infatti lui tiene a sottolineare: l'unica certezza che abbiamo è che i campionati vanno completati. Tutto dipenderà dal tempo a disposizione ed è per questo che mi sono permesso di consigliare playoff e playout. È un'idea che è stata accolta piacevolmente anche dall'UEFA, anche perché in questo modo i campionati potrebbero avere maggiore appeal.